8 del mattino, è lunedì 22 giugno. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Assieme a Marco, come sempre, leggeremo prima i quotidiani regionali, poi quelli nazionali, ma intanto ci sono le notizie, c'è anche la cronaca. C'è stata una tragedia ieri alle porte di Palermo, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti ed è morta una donna di 41 anni. Un altro ciclista è stato trasferito poi in ospedale e sta indagando la procura di Palermo. Vediamo e sentiamo i particolari. Doveva essere una mattinata di relax, in bici, la sua passione. Una manovra azzardata di un automobilista ha però travolto un gruppo di ciclisti e per una donna di 41 anni non c'è stato nulla da fare. Siamo nei pressi di Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. A perdere la vita una donna romena di 41 anni, Nicoleta Rusu. Il compagno, che era con lei, è stato portato al pronto soccorso in stato di shock, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale in Grassia, quindi non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso, in un tratto a linea continua, una Fiat 500X diretta verso Pioppo, condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, ha invaso l'altra corsia, investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo. L'automobilista è stato sottoposto all'alcol test e agli esami per rilevare sostanze stupefacenti nel sangue dal personale della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi. Il test sarebbe risultato negativo. La procura di Palermo ha comunque aperto un fascicolo. In queste ore i magistrati stanno valutando se contestare il reato di omicidio stradale. Tanti i post sulla bacheca della vittima che esprimono dolore e rabbia. Si legge: rimarrà per sempre il tuo sorriso contagioso, mai banale, il tuo animo gentile, altruista e generoso sarà difficile da dimenticare. Vogliamo ricordarti così, Nicoleta, con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta. E allora cominciamo da qui, Marco. Questa mattina diciamo che il fine settimana non ha regalato un po' in tutta Italia segnali positivi sul fronte stradale. Funestato proprio dagli incidenti stradali il fine settimana, il primo fine settimana estivo fondamentalmente in Italia, ma intanto andiamo sul Giornale di Sicilia perché troviamo riferimenti anche a quello che è successo in tutta Italia, ma ovviamente l'apertura è sulla notizia che abbiamo dato in precedenza con i ciclisti travolti come birilli. Al Pioppo muore a 41 anni, altro incidente ad Alia con un uomo che ha perso la vita con il quad, un sorpasso, uno schianto frontale, una vita spezzata, terribile incidente sulla provinciale tra Pioppo e Monreale, dove appunto, come abbiamo sentito, ha perso la vita la 41enne Nicoleta Mirela Rusu, di origini rumene, investita mentre percorreva in bici la corsia in direzione di Palermo. L'altro incidente, abbiamo detto appunto sempre nel palermitano, ha perso la vita il 30enne Giuseppe Maria Granata, rimasto coinvolto nel ribaltamento del quad che stava conducendo. L'incidente più grave del weekend è successo invece nel Milanese, lo vedremo anche nelle pagine dei quotidiani nazionali, con un'auto che è finita nel canale con una strage, 3 le giovanissime vittime, il conducente positivo, conducente fra parentesi 19enne, positivo all'alcoltest. A te, Angelo. Sì, grazie Marco. Allora, come hai detto, tanta cronaca questa mattina perché adesso siamo a Catania e ricorderete certamente la sparatoria che c'è stata in piazza Montana. Ci sono altri video che adesso vi mostriamo e grazie a questi è stato possibile risalire agli autori di un vero e proprio duello rusticano avvenuto proprio in quella tarda serata, e sembra che alla base di questo conflitto ci fossero dei dissidi interni al clan, ma vediamo il servizio. Salgono a 3 gli arresti per la sparatoria di piazza Beppe Montana avvenuta l'11 giugno scorso a San Giovanni Calermo. Approfondite indagini e la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori del conflitto a fuoco, pare innescato da fazioni interne al clan Cappello Bonaccorsi. In questa scena sembra di assistere ad un vero e proprio duello rusticano. Si spara, si risponde al fuoco e si rimane feriti. Nello stesso video si vede un altro protagonista che, arma in pugno, si destreggia per poi rifugiarsi dietro il chiosco
chiosco bar, quasi 30 i bossoli rinvenuti a ridosso della piazza. E da quella piazza, come in un film d'azione, si era allontanato il gruppetto in scooter con targhe occultate, intercettato in via San Paolo dai carabinieri del radiomobile e della compagnia di Gravina. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto dal mezzo lanciando in un terreno circostante una pistola calibro 9x21 con il colpo in canna risultata rubata. L'uomo indossava una protezione balistica rudimentale realizzata artigianalmente con libri, coperte e nastro isolante. Il bilancio dell'operazione è di 3 arresti eccellenti, tutti legati, come detto, allo stesso clan. Il primo arrestato è accusato di tentato omicidio, porto d'armi ed evasione dai domiciliari. Nella stessa notte è finito in manette un minorenne rimasto ferito nel conflitto a fuoco e poi trasferito nel carcere di Bicocca. Infine, lo scorso 17 giugno, la squadra mobile ha rintracciato il terzo giovane che durante la sparatoria si era appostato dietro al chiosco bar. Non si esclude che altri giovani possano essere coinvolti nell'indagine che ha visto impegnati polizia e carabinieri. Ormai diciamo che è diventato, non solo a Catania, in Sicilia, le grandi città metropolitane mostrano questi segnali di grande violenza e di spesso gratuita alcune volte. Nella circostanza forse ci sono altri interessi. Altri interessi, che, è vero. Anche evidentemente... Noi spesso apriamo tanti pezzi di questo tipo, si continua a sparare, no? Vuol dire che poi alla fine purtroppo è una tendenza comune del momento, anche se come dicevi giustamente tu qui ci sono altri interessi. I fatti di Piazza Montana, andiamo sulla Sicilia con l'inferno ancora senza un movente, caccia gli altri 5, questo leggiamo nella prima pagina del tomo di Catania del quotidiano catanese. Non sono stati ancora chiariti i motivi della sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno, già in carcere si trovano 3 indagati. Nelle pagine interne, sempre del quotidiano Etneo, andiamo a prendere invece l'articolo di riferimento che è questo: Trappeto Nord, dopo l'inferno è caccia ai 5 del comando, il terzo indagato preso nella zona degli spari, forse un legame con un altro blitz, non è ancora stato chiarito il motivo della spedizione armata, per i PM ci sarebbero dietro le tensioni interne ai cappellotti. E di tensioni ce ne sono parecchie, perché adesso parliamo di un'altra sparatoria, Marco, e lo diciamo anche ai nostri telespettatori, perché nello scorso mese di febbraio a Catania c'era stata una lite violentissima in un locale e a seguito di questa lite poi ci fu una sorta di inseguimento, ci fu anche una sparatoria. Adesso si è fatta luce su questo episodio e anche in questa circostanza c'è una sorta di contrasto tra un gruppo legato al clan Santa Paola e un altro legato al clan Cappello Bonaccorsi. C'è una svolta nel tentato omicidio di un 24enne trovato riverso a terra e sanguinante da alcuni residenti in via Fava a Catania. 3 persone sono finite in manette, tra cui la stessa vittima. I fatti risalgono alla notte del 15 febbraio scorso. A monte della sparatoria ci sarebbe stata una banale lite tra giovani avvenuta all'interno della discoteca ex Dogana, durante la quale il fratello minore della vittima, vicino alla famiglia Santa Paola, e un altro minorenne, nipote dell'esponente di Cosa Nostra catanese, sono stati pestati da alcuni giovani di San Giovanni Galermo, vicini invece al clan Cappello Bonaccorsi. Appresa la notizia, il 24enne e altre 5 persone si sarebbero recate a bordo di 3 motociclette dal quartiere di San Giorgio in via Capopassero per regolare i conti. Ad attenderli il gruppo rivale che controlla il rione, tra cui 2 arrestati armati di mitra e Kalashnikov. Da lì è nato uno scontro a fuoco e un inseguimento. Sono le 3:40. In queste immagini delle telecamere di videosorveglianza vediamo le 3 moto, in una delle quali viaggiava il 24enne, inseguite dalle auto. In prossimità dello stadio Massimino, all'angolo con via Fava, il giovane scende dalla moto e si lascia cadere a terra dopo essere stato colpito alla spalla destra. Gli altri fuggono. Alcuni residenti hanno chiamato poi i soccorsi e la vittima è stata portata all'ospedale Garibaldinesima. Il 24enne è stato arrestato per detenzione di arma da fuoco, gli altri 2 dovranno rispondere anche di tentato omicidio. Ma certo, vedere queste immagini, prima abbiamo visto quello che è accaduto in Piazza Montana, adesso qui in pieno centro città, inseguimenti, sparatorie, non è sicuramente, c'è poco da stare sereni e d'altro canto si chiede spesso la sicurezza, ne abbiamo parlato tanto per le città più grandi, Catania
per tanto tempo, sicuramente Palermo in questo periodo ancora di più con le estorsioni, con il racket eccetera. Marco ha detto anche però che le forze dell'ordine, le forze di polizia in questi mesi, in queste settimane stanno lavorando tantissimo, hanno in qualche modo stretto il cerchio, stanno assicurando alla giustizia i responsabili. E così sta succedendo, no? L'abbiamo visto nel servizio e negli articoli precedenti. Andiamo qui sempre sulla pagina di Catania della Sicilia con la vendetta dopo il pestaggio. Hanno toccato il mio sangue, il ferimento di febbraio, scattano 3 arresti per tentato omicidio con la squadra mobile, come giustamente dicevi tu Angelo, che hai eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone per il tentato omicidio avvenuto lo scorso 15 di febbraio. Anche in questo caso entriamo nelle pagine interne con questo articolo: dal pestaggio in pista alla vendetta, scontro coi Kalashnikov, sono scattati 3 arresti per tentato omicidio dopo il ferimento di un 24enne avvenuto 5 mesi fa, a febbraio. Appunto alla base la faida fra i Cappello di Calabretta e i Santa Paola, anche in questo caso ovviamente queste faide che fanno da sfondo a tutto quello che succede in città. A te. Sì, grazie Marco. Adesso alleggeriamo un po' l'atmosfera, parliamo di qualcosa di più leggero sicuramente, lo sport, il calcio in particolare, anche se in questo momento, stiamo parlando del Catania, la situazione non è sicuramente serena, tranquilla, perché non si riesce a fare partire la nuova stagione, si cerca ancora l'allenatore e dopo si potrà pensare a fare la squadra. Insomma, sono saltati un po' di nomi, prima quello di Fabio Caserta, poi anche quello che era stato individuato, no, come nuovo tecnico, poteva essere l'ex del Potenza di Giorgio, e ci sono altri 2 nomi adesso su cui si sta lavorando, uno di questi è Longo, però vedremo come andrà a finire, ma intanto sentiamo il servizio proprio del nostro Marco Carli. Avanti un altro, il Catania, recepita la virata di De Giorgio verso Empoli, deve chiudere con un'alternativa. Il progetto, che si vorrebbe biennale, non può ovviamente prescindere da una guida in panchina, da una rosa da modificare e da ringiovanire, alla ricerca di un'espressione di gioco migliore. E allora si guarda i nomi con l'obiettivo di risolvere ora un toto allenatore che sta diventando estenuante. Partiamo da Giorgio Gorgone, vice con Stellone in panchina in varie piazze, poi capo allenatore per 2 anni a Lucca e la scorsa stagione a Pescara in B, con una squadra in grande difficoltà che da debuttante ha provato a salvare con un mese di marzo super, ma senza riuscirci, crollando nel finale. Allenatore elastico, negli ultimi anni ha giocato a 3, ma a Pescara da febbraio ha virato sulla linea a 4. Calcio propositivo come quello di Emilio Longo, giocava bene il suo Picerno come il suo Crotone, soprattutto l'ultimo anno. Partito dal 4-2-3-1, l'ha cambiato in 4-3-3 dopo il mercato di gennaio, crescendo nella qualità del gioco. È stato vicinissimo al Foggia, ma ora le cose potrebbero anche cambiare. Sullo sfondo ancora Diana o Troise. Dopo 2 trattative arenate, il Catania cerca la terza strada con l'obiettivo di arrivarci il prima possibile, anche perché Varrà poi sarà chiamato ad un lavoro non facile sul mercato, per l'alto numero di giocatori in rosa e per provare ad abbassare monte ingaggi e trovare qualche giovane interessante, in una stagione che non è ancora partita, ma pare già complicata. Mi pare giusto sottolineare proprio, la stagione non è ancora iniziata, ma sembra in salita, Il tema è proprio questo, no? Perché poi alla fine si richiama quello che è l'umore dei tifosi. Ovviamente i tifosi fanno i tifosi, i dirigenti fanno i dirigenti, perché devono trovare la soluzione. Però è normale che dopo come è finita la scorsa stagione i tifosi del Catania si interroghino su come deve partire e proseguire questa. E certamente l'inizio non è dei più facili, come abbiamo detto nel servizio. Andiamo qui sulla pagina della Sicilia, che un po' racconta quello che avete sentito anche nel nostro servizio. È corsa contro il tempo per trovare il nuovo allenatore, il passo indietro di Caserta e De Giorgio ha fatto virare la società su altri profili come appunto Longo e Gorgone. Non sono i soli, chiaramente ci saranno anche delle altre soluzioni che Grella con Varrà stanno studiando in questa fase del mercato, anche interfacciandosi come sempre con il presidente Pelligra. Che cosa succede in sintesi? I tecnici, lo leggiamo ancora dal quotidiano, chiedono programmi, l'abbiamo sentito anche nel servizio, budget, obiettivi e strategie. Il Catania ha una rosa extra large ancora di giocatori, con tanti giocatori sotto contratto. Bisogna capire
quanto questi giocatori siano funzionali al nuovo progetto del nuovo allenatore, quanti di questi restano con convinzione a Catania per fare al meglio possibile, e da qui ripartire. Si vorrebbe abbassare il monte ingaggi e prendere qualche giovane, ma nel frattempo bisogna diciamo svincolare questi giocatori alcuni di questi giocatori che sono sotto contratto. È un domino non facile da far quadrare. Da far quadrare. Angelo, comunque questo è quello che troviamo sul quotidiano La Sicilia, che fa il tema anche del mercato, anche se lì è chiaramente un po' più complicato per noi trovare delle soluzioni, oltre all'allenatore, perché i nomi si susseguono. Sul mercato chiaramente tanto dipenderà da questo allenatore, tra dii certi e pezzi pregiati. L'obiettivo della dirigenza rossazzurra è delineare un solido progetto per rilanciare le proprie ambizioni. I saluti ci sono Allegretto, Celli e Di Tacchio, e non solo loro, probabilmente. Andiamo adesso alle prime pagine dei quotidiani regionali, partendo dalla Sicilia, perché vi do i titoli principali. Uno lo troveremo chiaramente anche sui quotidiani nazionali, sono le minacce all'Iran di Trump durante i colloqui. Non avrete più un paese, colloqui che sono andati avanti anche fino alla tarda ora in Svizzera, ne parleremo tutto dopo. Questo, Marco, ti chiedo scusa e ti interrompo, nasce dal fatto che Hormuz pare sia stato di nuovo chiuso. Esattamente. Chiuso o perché, aperto a metà, diciamo. Perché ecco, praticamente ci sono questi continui attacchi ancora di Israele sul Libano. Insomma, una situazione piuttosto complicata in quell'area geografica. Sì, la zona è quella del Medio Oriente, ne parliamo sempre anche nelle varie rassegne stampa, con le due situazioni che sono collegate, quella appunto in Medio Oriente, Libano con Israele, e quella fra Stati Uniti e Iran. Non avrete più un paese, minacce all'Iran durante i colloqui. Vi do anche questa inchiesta, dalle ferite alla rinascita dopo il passaggio del ciclone, 5 mesi dopo. A che punto è la ricostruzione? Le storie di speranza dopo la disperazione e la paura. Tanti spiegano come sono ripartiti dopo quello che è successo appunto con il ciclone. Sulla Gazzetta del Sud ritroviamo ancora la notizia di Trump che bombarda i negoziati. Se Hormuz non riapre farò saltare in aria l'Iran, la replica, esercito pronto a rispondere. E sembra che poi i negoziati siano continuati, perché ad esempio il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è fiducioso, poi bisognerà capire chiaramente come andranno le cose. Sul Giornale di Sicilia abbiamo visto poco fa il titolo principale sono i ciclisti travolti come birilli, purtroppo, e poi si parla di Schifani e i giovani, il vostro futuro è qui. A proposito, poi facciamo vedere fra pochissimo un'indagine fatta dal Sole 24 Ore che percorre la strada che fanno i giovani soprattutto dal sud Italia ancora verso il nord per andare a lavorare. Ne parleremo fra pochissimo. Intanto torniamo sul Giornale di Sicilia, perché si parla appunto dei mondiali di calcio, con la Spagna che torna, la vera Spagna, con Yamal in campo, e poi abbiamo parlato del mercato del Catania. Per quanto riguarda il mercato del Palermo, Joronen e primi colpi, il Palermo accelera, sembra vicino a Luvumbo, l'attaccante del Cagliari. Vi dicevamo appunto di una delle pagine del Sole 24 Ore dove troviamo questo articolo in apertura. La grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi. Più penalizzati sono le zone della Sardegna, per cui Sud Sardegna e Oristano, ma anche del Molise, per cui con Isernia, e della Calabria con Crotone. Un manager su 4 lascia il mezzogiorno per lavorare al centro-nord. La cartina è facilmente intuibile, le zone del sud in rosso o arancione sono quelle da cui partono le persone, delle zone del nord verde o azzurre sono quelle in cui vanno per provare a lavorare, soprattutto appunto i più giovani. Se si va a guardare nelle pagine interne, si parla appunto di un esodo dal sud, e si va a guardare anche quello che succede nelle varie regioni e nelle varie province. Ad esempio nella provincia di Catania
si nota un meno 7,4% dei più giovani rispetto al 2019, per cui stiamo parlando di 7 anni fa, e questi sono tutti i dati che troviamo relativi appunto come è cambiato il numero dei residenti tra 18 e 35 anni per provincia rispetto al 2019. Come vedete ci sono zone in cui sono aumentati, più 10,9% ad esempio a Gorizia, e zone dove sono nettamente diminuiti, come ad esempio il Sud Sardegna, meno 13% addirittura. La situazione coinvolge anche i manager, cioè coloro che vanno a lavorare per dettare i ritmi di un'azienda. In questo caso andiamo sempre sul Sole 24 Ore, un manager su 4 lascia il mezzogiorno per lavorare in imprese del centro-nord. La provenienza dei manager per regione, vedete appunto che nelle regioni del nord c'è anche una discreta provenienza di manager qualificati, importanti, che arrivano dal sud Italia e che appunto abbandonano le regioni del sud per andare a trovare spazi nel nord Italia. Una situazione che è riconducibile a tutti gli anni precedenti, perché praticamente è quasi sempre stato così, ma che il Sole 24 Ore fa vedere, legata appunto agli ultimi anni, praticamente dal momento del Covid fino agli anni che stiamo vivendo. Chiudiamo ancora con gli incidenti nelle zone, perché abbiamo aperto così questa nostra rassegna stampa con i vari incidenti stradali. Ce n'è un altro di cui abbiamo parlato anche nei telegiornali di ieri, con la moto nel burrone per sfuggire ai randaggi a Messina, coinvolti nell'incidente il presidente di Confindustria Agrigento e la compagna. L'imprenditore è in rianimazione. Antonio Siracusa, presidente di Sicindustria, è rimasto coinvolto appunto in un incidente sulla strada che collega Tripi a Montalbano e Licona con la moto nel burrone per sfuggire a 2 cani randaggi. E poi anche in questo caso si ritorna sui 2 incidenti nel palermitano, quello mortale, i 2 incidenti mortali, il sorpasso con i 4 ciclisti falciati e poi l'uomo che ha perso il controllo sul quad sulla statale con la scomparsa appunto di un trentenne. A te Angelo. Sì, grazie Marco, fra poco torniamo da te per leggere i quotidiani nazionali. Intanto uno sguardo alla viabilità, vediamo qual è la situazione questa mattina sulla circonvallazione di Catania. Quello che stiamo vedendo è il Tondo Gioieni e mi pare di poter dire che c'è una situazione, diciamo, di estrema tranquillità, non ci sono particolari movimenti, qualche piccolo rallentamento ma niente di più. Possiamo vedere invece anche altre immagini che arrivano sempre da Catania. Siamo in via Vincenzo Giuffrida, questo è il traffico sia in entrata che in uscita, qualche momento di attesa ma soltanto per rispettare i semafori. Adesso siamo sulla parte bassa invece della circonvallazione di Catania. Qui possiamo dire che la situazione è un pochettino più complessa, bisognerà capire se si tratta di attesa per dei semafori pedonali o altrimenti c'è un rallentamento. Questa è la parte di via Lodorico da Pordenone, quella che riceve sia le auto che arrivano da Viale Mediterraneo che da via Vincenzo Giuffrida. Adesso invece ci spostiamo, siamo invece sull'Etna, dove non manca la solita fumata, stamattina è bianca, quindi sembrerebbe di normale diciamo, attività, e possiamo mostrarvi anche l'Etna da Taormina, Golfo di Taormina con l'Etna che fuma e il cielo che comunque stamattina è piuttosto sgombro da nuvole. Ci fermiamo, una brevissima sosta per noi e fra poco poi torniamo per leggere, come già anticipato con Marco, i quotidiani nazionali. Allora, di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, torniamo da Marco Carli per il commento, la lettura delle prime pagine. Abbiamo visto qualcosa di regionale, un'ampia pagina. Adesso ripartiamo dai siti, perché andiamo sul nostro sito siciliaweb.it per vedere l'articolo di apertura, soprattutto, che è particolare perché racconta
della domenica bestiale dei siciliani. E non è una novità però. Esattamente, code di 3 ore, ombrellone in autostrada, cantieri e incidenti, automobilisti bloccati sulle principali arterie siciliane. Vediamo anche questa immagine particolare appunto di questo ombrellone aperto per regalare ombra alla gente in fila che sta aspettando di andare ad aprire l'ombrellone da qualche altra parte, sicuramente magari in spiaggia, non certo in strada o in autostrada. Anche in questo caso, come vedete di spalla, la cronaca di tutti gli incidenti che ci sono stati e anche di quello che è successo nel catanese con le operazioni della polizia e non solo per i vari arresti. Andiamo invece alle cronache nazionali, lo facciamo ancora attraverso i siti per farvi vedere dall'ANSA innanzitutto questa notizia che ovviamente ha fatto il giro delle varie testate nel tardo pomeriggio di ieri. Ritrovate le sorelle scomparse, fermati la mamma, il compagno e il nonno. Il papà che dice comincio una nuova vita, stanno bene, nella zona del Lazio è successo tutto questo, ora saranno ospitati in una struttura protetta. Se andiamo oltre, andiamo a trovare invece quello che poi sono le aperture dei vari quotidiani nazionali di oggi. Intanto la crisi in Medio Oriente con il primo round dei colloqui fra Iran e Stati Uniti, atmosfera positiva, come vi dicevamo, qualcuno la definisce così, nonostante le parole di Trump, che non ne ha solo per l'Iran, come sappiamo, ma anche per l'Italia, perché è tornato sull'Italia dicendo che dopo tutto quello che è stato fatto dagli Stati Uniti per l'Italia, l'Italia non ha aiutato gli Stati Uniti. In sintesi vado a riassumere un po' il tema, ma poi dice Trump, e lo leggiamo ancora dall'ANSA, sono deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader della NATO, del patto atlantico, che non avrebbero rispettato o soprattutto non avrebbero dato vantaggi agli Stati Uniti nella missione contro l'Iran, fondamentalmente anche l'utilizzo delle basi, come sappiamo bene. Lasciamo i siti per andare invece nuovamente sui quotidiani, perché in tal senso vi faccio vedere quello che troviamo sulle aperture dei quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera, dove andiamo a trovare questo titolo: Trump che mette a rischio l'intesa, le guerre, le condizioni del regime, Israele che deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. Parliamo sempre del Medio Oriente, ma poi c'è anche l'Oriente europeo, che è un'altra situazione devastante, con Zelensky che ieri ha detto ci stiamo preparando ad un grande attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina, per cui un altro fronte che resta aperto. Il leader americano intanto: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, la protesta di Teheran. Nel frattempo Meloni, dopo lo scontro, il botta e risposta con Trump, è stata a una cerimonia degli alpini e dice, e per cui il Corriere della Sera dice uscita patriottica da parte di Meloni, e con Tajani che ribadisce noi alleati, non sudditi degli Stati Uniti. Questi sono i due temi che ritroviamo soprattutto nelle prime pagine dei quotidiani. Ma che cosa succede nello stretto? Perché poi tanto dipende di queste trattative da ciò che sta succedendo ad Hormuz. Il Corriere della Sera ci fa il quadro della situazione fra ciò che succedeva prima del conflitto e quello che è successo nella giornata di ieri. Guardate qua, c'è la mappa che come al solito è indicativa e fa capire la situazione. Si parla delle navi transitate ieri a Hormuz, sono 67, contro le 135 in media pre-crisi. Stiamo parlando di circa la metà. Si sapeva, tutti gli esperti hanno detto di un processo che deve durare circa un mese per arrivare a quella situazione di normalità. Ci si arriverà, non lo sappiamo. Di certo è che si stanno studiando dei corridoi alternativi. Li vedete, sono quelli in questo tondino, che sono in rosso, insomma in marrone,
che sono nelle varie acque territoriali, per cui non si passa dalle acque non territoriali, ma si passa più vicino alle coste, per cui l'Oman da una parte e l'Iran dall'altra. Nel frattempo sono transitati nelle ultime 24 ore 3,1 milioni di tonnellate contro i 10,3 milioni di tonnellate di greggio e di gas in condizioni normali. Questa è la situazione che troviamo a Hormuz in questo momento. Chiaramente poi bisognerà capire come andranno a finire tutti questi colloqui. Nel frattempo sembra non si sia mai parlato di nucleare, che poi è uno dei temi rilanciati spesso dagli Stati Uniti. Ritorniamo alle prime pagine. Il titolo di Repubblica che torna all'aspetto precedente, Trump che mina i colloqui, a Lucerna negoziato fra Stati Uniti e Iran, in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz o vi faccio saltare, poi il nuovo attacco all'Italia, ecco lì, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO, e ancora le parole di Trump sulla nostra nazione. Quasi tutti i quotidiani aprono con questa notizia, come ad esempio Il Giorno, Hormuz minacce di Trump, apritelo o vi faccio saltare. Ovviamente sul Giorno, che è quotidiano milanese, ha un ampio risalto la notizia che abbiamo letto poco fa anche sul Giornale di Sicilia: auto nel canale, 9 a bordo, morti 3 amici di 17 anni, una serata in discoteca per festeggiare i 18 anni di un amico. Alle 5 sulla strada del rientro, per quelle 5 di fra sabato e domenica, della mattinata di domenica, la tragedia con l'auto finita in un canale a Senago, Milano. 3 17enni morti, altri 6 ragazzini feriti, erano tutti nella stessa auto, omologata per 5, condotta appunto da Gabriele Popovici, 18 anni, positivo all'alcol test e arrestato per omicidio stradale. Le vittime, appunto, poi ci sono i nomi delle vittime, pensate, la tragedia delle famiglie di questi giovanissimi ragazzi con le vite spezzate per una serata appunto in discoteca. Gli altri quotidiani, come aprono, alcuni ritornano sulla querelle Trump-Meloni, con Giorgia Meloni ieri appunto a questa festa degli alpini, e orgoglio nazionale, bagno di folla per la Premier. Qua siamo sul Giornale. Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo, il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco, non va bene, e nel frattempo appunto continuano queste scaramucce. D'altronde con chi non le ha Trump le scaramucce? Quasi quasi sarebbe da dire se è importante se hai delle scaramucce con Trump e non solo. La risposta a Trump, altro che calo di popolarità, questo è Libero, ma ovviamente questa è la visione di Libero o del Giornale. Se andiamo su altri quotidiani, come ad esempio l'Altra Voce, il punto di vista è diverso. A noi spiace sempre sottolineare appunto i punti di vista differenti sulle stesse notizie. Lo strappo, la polemica sulla foto al G7, lo schiaffo di Donald sveglia l'Italia e rafforza l'Unione Europea. Questo è il tema che ritroviamo sull'Altra Voce, ancora con le foto di alcuni momenti del G7 in Francia, con Giorgia Meloni che osserva il dialogo in cui è impegnato anche lo stesso Trump, con La Verità che poi dà un'altra chiave di lettura di questo screzio fra Meloni e Trump. Occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump. Insomma, siamo messi bene, Angelo. Diciamo, gli alleati non è che hanno una grande posizione nei confronti dell'Italia. Quanti amici interessati di Giorgia a sinistra, questo dice La Verità. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti al Premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica e politica, il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, e di quello sì c'è da avere paura. Intanto Vance in Svizzera cerca l'intesa con l'Iran, Libano e Donald complicano tutto. Questo è quello che leggiamo. Ti do poi, Angelo, visto che noi siamo due che seguiamo il mondo del calcio, sì, questa notizia su Ibrahimovic. Si discute tanto
sulla sua posizione al Milan, perché è una posizione di forza, perché è lui che decide tante cose, ma sulla verità si parla dello stipendio, delle deleghe, delle opzioni sulla vendita, ci fanno vedere di calcio c'è poco, però il contratto, tanta economia. Esatto, economia ovviamente, il contratto tra Ibra e i proprietari del Milan, un Milan che abbiamo parlato poco fa del Catania, è in una situazione per certi versi simile, nel senso che ha l'allenatore ma gli mancano i dirigenti, per cui siamo insomma in una situazione sotto questo punto di vista similare, ma è chiaro, è una squadra che sta partendo notevolmente in ritardo rispetto ad altre contendenti. Diciamo che in questo momento c'è molta attesa, anche perché i mondiali evidentemente incidono, no? Beh sì, anche se ormai i calciatori sono conosciuti, non c'è quello bisogno dei senza- mondiali però, no, per non conoscere. perché non siano conosciuti, Marco, ma perché evidentemente i procuratori aspettano prima di piazzare il loro giocatore, in attesa di poter magari, ha fatto un gol in più al mondiale, potrebbe valere qualche cosa. Per cui diciamo c'è un'inflazione, ecco, fra virgolette, sotto questo punto di vista. Va bene. Grazie Marco, ci ritroviamo con te fra poco, sempre nella mattinata. Intanto ci dobbiamo fermare perché al ritorno in studio, subito dopo questo break, sarà con noi il primo ospite della mattinata, sarà il professore Davide Bennato, che è docente di sociologia dei processi culturali e di comunicazione all'Università di Catania. Parleremo del divieto agli under 16 di utilizzare i social. Ci sta pensando il Regno Unito, ci stanno pensando molti paesi. A fra pochissimo. Allora, come già annunciato, c'è con noi il professore Davide Bennato. Buongiorno professore. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Catania. Perché stiamo qui stamattina a parlare, professore? Perché tanti paesi hanno pensato, stanno pensando di limitare in qualche modo l'utilizzo dei social agli under 16, individuando probabilmente quell'età come quella più a rischio, no? Sotto i 16 si sta a rischio, anche se comunque si sta pensando anche a qualcosa per quelli che sono oltre i 16 anni. Ma la domanda che le faccio io, c'è stata un'esperienza in Australia, com'è andata questa esperienza? Allora, l'Australia ha provato ad applicare il social media ban, come viene chiamato in ambito internazionale, nei confronti degli under 16 a novembre del 2025, quindi un po' di mesi fa. E quindi hanno visto anche in anticipo quelli che poi sarebbero potuti essere le conseguenze e si sono resi conto che la cosa non ha funzionato. Diciamo, il livello più semplice è che non ha funzionato dal punto di vista tecnico, cioè è proprio difficile verificare l'identità di una persona che decide di collegarsi sui social, oltre che esistono innumerevoli escamotage per poterlo aggirare. Questa è una componente, ma la vera componente è che proprio dal punto di vista dell'impatto sociale è stato veramente nullo questo tipo di ban. Diciamo che questa è la stessa logica che noi che ci occupiamo di comunicazione, che studiamo la comunicazione, ormai storicamente abbiamo a che fare, nel senso negli anni 50 negli Stati Uniti erano i fumetti, io appartengo alla generazione degli anni 80 che è cresciuta con i robottoni giapponesi e con i genitori preoccupati che diventassimo violenti, c'è la generazione degli appassionati di videogiochi che sembrerebbe essere tutti i problemi. La vera questione è sempre quella, non è tanto la tecnologia in sé mediale, ma il processo di educazione a un utilizzo corretto della tecnologia. E allora, ci stanno pensando in Inghilterra. Il Premier in questo momento non vive un momento tranquillo e sereno. Nella giornata di oggi forse addirittura i media inglesi annunciano e prevedono le sue dimissioni. Però da un punto di vista normativo, quindi per quello che ci sta dicendo lei, è praticamente impossibile poter mettere questo divieto di utilizzo. Lei faceva riferimento invece all'educazione, all'utilizzo dello strumento. Ma è un'educazione, professore, che deve iniziare prestissimo, perché ormai vediamo anche dei bambini di 1 anno che hanno in mano questo telefonino oppure un tablet, magari ci giocano, però i bambini che sono nativi di questa era
sono più evoluti di noi, nel loro DNA hanno già delle conoscenze digitali che siamo noi poi a trasmettere. Allora che cosa si deve fare? Allora, diciamo che questo è un tema ormai caldo su cui c'è una consistente letteratura scientifica, quindi alcune delle cose che dirò adesso non sono semplicemente opinioni, diciamo così, informate, ma c'è letteratura scientifica in questo senso. La prima componente sicuramente è che non bisogna dare questi strumenti a ragazzi troppo giovani, cioè bisogna aspettare almeno che abbiano cominciato ad avere i primi modelli culturali, quindi che comincino a parlare, abbiano una competenza di linguaggio e così via dicendo. Anche perché si è visto fondamentalmente quando vengono utilizzate queste tecnologie, alla fine vengono utilizzate alla stregua di un televisore, perché i bambini molto piccoli più di un cartone non possono vedere, quindi è considerata una versione di un televisore portatile per certi versi. Ma mi chiedo scusa se la interrompo, quando noi diamo un telefonino, diamo un tablet in mano, non possiamo impostare dei parametri per cui insomma, inibiamo la visione di alcuni contenuti oppure indirizziamo soltanto a determinati contenuti? Sì, il vero meccanismo sarebbe, per esempio, per quanto riguarda YouTube, mettere YouTube Kids, che quindi seleziona potentemente i tipi di contenuti che diciamo così, i minori possono vedere. Per quanto invece riguarda i social, non usare lo stesso account dei genitori, perché ovviamente l'account dei genitori è profilato su una persona adulta e fa vedere contenuti adulti. Non ha minimamente senso, anche perché non ha proprio senso dal punto di vista concettuale far sì che un bambino molto piccolo abbia un account sui social, perché i social sono dei meccanismi molto più complessi. Sarebbe come pretendere che un bambino molto piccolo vada al bar e si prenda una gazzosa. Non è il problema della gazzosa, è che sta andando dentro un bar. Ecco, questa è un po' la questione. Quando noi affidiamo il telefonino o quello a quell'altro strumento, un computer, qualsiasi cosa gli diamo in mano, abbiamo detto che possiamo indirizzarli, ma questo fino a una certa età, perché poi diventando autonomi, diciamo così, possono in qualche modo crearsi un account, bypassare quello che può essere un blocco, quindi serve in qualche modo però impedire proprio l'accesso a questi contenuti. Allora, qua vale non solo la mia competenza come studioso di media digitali, ma soprattutto la mia competenza come genitore, avendo una figlia in piena preadolescenza. Allora, la questione è questa, nel senso che se l'atteggiamento è solamente di divieto, è ovvio che si elaboreranno strategie per aggirare queste tipologie di divieti. Se invece l'atteggiamento è di costruttivo, nel senso che è di confronto, di negoziazione dei contenuti, eccetera, eccetera, anche per un ragazzo che ha bisogno di un riferimento, perché bene o male, sempre nel conflitto generazionale, certo, comunque ci si rivolge alla famiglia in un modo o nell'altro. In questo caso genitori interlocutori, cioè che si pongono la questione cosa usare, come usare, in che modo usarlo, hanno un ruolo, una marcia in più, anche perché devo dire la verità, in questo caso non vale tanto quante ore tu passi sullo strumento, come se fosse l'automobile, ma vale molto confrontarsi con i ragazzi per sapere appunto cosa vogliono cercare, in che modo utilizzarlo e soprattutto come valorizzarlo, perché io sono ancora di questo avviso: opportunamente inserito in un processo educativo, familiare, scolastico e universitario, questi strumenti restano delle straordinarie opportunità, a patto di utilizzarli come opportunità. Fino a questo momento ci siamo concentrati sul rapporto famiglia-figli, ma non basta. Non può bastare questo, perché fuori dalla famiglia un ragazzino che ne so, 7-8 anni va a scuola, ha la possibilità di confrontarsi con pari età e quindi può utilizzare questi strumenti. E qui come può intervenire l'istituzione scuola, prima diciamo primaria, poi la secondaria e poi arriveremo anche all'università? Allora, secondo me la questione è inserire queste tecnologie all'interno del processo formativo. Noi ci ricordiamo sempre che quando si va a scuola non si va solo per imparare una materia o, come si diceva una volta, leggere, scrivere e far di conto. Si impara anche a diventare membri attivi della società, e ora fare finta che quando si è a scuola il telefonino non esiste e poi appare quando il telefonino esci di scuola è veramente, mi faccia dire, proprio un atteggiamento assolutamente inconcludente. Quindi da questo punto
punto di vista questa dinamica fondamentalmente ci fa capire che il divieto assoluto non ha questa capacità di intervento, ha invece un maggiore capacità di intervento inserire queste dinamiche in un processo educativo. Quando ho cominciato a leggere sui giornali appunto che Starmer aveva cominciato a fare questa ipotesi, io devo dire la verità, ho fatto un pensiero maligno, cioè del tipo che Starmer in picco, in calo completo di popolarità, se la fosse presa diciamo così, avesse strizzato l'occhio dei genitori impauriti, vietando delle tecnologie da parte dell'unica popolazione che non può votarlo, cioè gli under 16, e questo fa capire lungamente quanto in realtà questo dibattito sia intriso di ideologia. La domanda è: vogliamo utilizzarli in maniera costruttiva o vogliamo fare in modo che i nostri figli e per certi versi anche le persone gli adulti che ci stanno accanto lo imparino in maniera assolutamente disordinata? La risposta a questa domanda ci fa capire in che modo relazionarci. Le aziende, le grandi aziende, anche loro in qualche modo stanno intervenendo o hanno cercato di proporre dei, chiamiamoli filtri, ecco, magari utilizziamo questo termine, però non sempre poi questi filtri raggiungono l'obiettivo che si prefigge, che ne so, la stessa Meta con i suoi social network. E anche lì da quell'altra parte, chiaramente da quella parte si tende alla massima diffusione dello strumento o dell'app, e si prendono degli accorgimenti. Insomma, le strategie commerciali non sempre vanno di pari passo con quelle che sono poi le esigenze dell'educazione. E infatti da qui deriva la mia analogia di precedente del bambino che va dentro un bar. Ecco, questa non è la questione. Il problema grosso è che queste tecnologie sono tecnologie pensate per un uso commerciale e quindi hanno delle logiche commerciali, delle strategie commerciali. Quindi la domanda è: lasceremo noi nostro figlio o nostra figlia a girare diciamo così, in maniera assolutamente autonoma dentro un centro commerciale? Personalmente la mia risposta è no, non perché abbia qualcosa contro i centri commerciali, ma perché ovviamente preferisco stare vicino, accompagnarlo per gestirne questo tipo di situazioni. La questione secondo me è proprio questa: non bisogna diciamo così prendersela né con gli adolescenti né tantomeno con le famiglie, ma bisognerebbe dal punto di vista politico cominciare a fare la voce grossa nei confronti delle piattaforme, perché le piattaforme hanno degli scopi commerciali specifici che confliggono con il nostro essere cittadini. Bisogna ricordare che le piattaforme tecnologiche ci considerano consumatori e non cittadini, quindi l'etica del consumatore e l'etica del cittadino sono due modi di relazionarsi completamente diverse. Quindi una politica seria se la dovrebbe prendere con le piattaforme o comunque metterle intorno a un tavolo per capire cosa si può fare per evitare quelli che ci sono comunque gli effetti negativi nei confronti di queste piattaforme, ma solo prendersela solamente col ragazzino perché con i suoi amichetti va su una piattaforma e si scambia qualche immagine per scherzare, secondo me è veramente essere tacciati di ipocrisia. Allora, non possiamo certamente risolvere la questione noi stamattina qui, però per quello che sto capendo, alla base c'è l'educazione, dall'altra parte ci sono le regole e chi fa le regole sta in alto, sta sopra tutti, dovrebbe essere così, no? Quindi i governi prima magari affiancano diciamo le grandi società, che ne so, da Google a Meta, e fanno diciamo dei discorsi, fanno fatti dei discorsi di un certo tipo, poi dopo si potrà passare anche all'altro piano, che è quello dell'educazione. Insomma, dovrebbero essere distinti però le due strade. Distinte, anche se poi ovviamente vanno a confluire. Certo, distinte ma integrate, perché io prima di queste piattaforme, ripeto, io sono ancora dell'avviso che siano delle straordinarie opportunità, però in quanto opportunità devono essere regolamentate, devono essere strutturate, devono essere inserite all'interno di un processo formativo. Non si può dare uno strumento così potente come le piattaforme tecnologiche social nei confronti di persone che non hanno la consapevolezza o la contezza di quanto possono fare sia del bene che del male utilizzando questi strumenti. Quindi secondo me la questione è, dal punto di vista politico, esercitare un'istituzione, la politica nei confronti di queste che sono diventate ormai delle istituzioni sociali, le piattaforme, delle piazze virtuali a tutti gli effetti. E questo è un primo livello, ma il secondo livello è accompagnare le persone che ci stanno intorno, i nostri figli, i nostri amici, ma anche il nostro compagno e la nostra compagna, per far capire che queste tecnologie non sono semplicemente una perdita di tempo, formano le nostre opinioni, formano il nostro atteggiamento. Ormai sono infinite le ricerche che fanno notare come la
la democrazia possa essere incrinata da queste tecnologie. E se può essere la democrazia, pensiamo anche alla nostra vita quotidiana. Professore, grazie per essere stato con noi questa Grazie a mattina, voi. grazie al professore Davide Bennato, che è docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Catania. Ci fermiamo, ma ci ritroveremo su questo tema, immagino, tante altre volte, fra poco di nuovo insieme per cambiare tema. Parliamo dell'estate, ne parliamo con il sindaco di Linguaglossa, prima però ci sono le previsioni meteo. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sul nostro territorio con anticiclone di matrice nordafricana ancora ben saldo. Da segnalare soltanto la possibilità di qualche temporale nelle ore pomeridiane sui settori interni del centro-sud e sulle Alpi. Sulla Sicilia sarà una giornata in prevalenza soleggiata, solo qualche locale disturbo nel pomeriggio sui settori interni. Venti deboli e con mari calmi o poco mossi e temperature massime intorno ai 32-33 gradi. Nel corso della giornata di martedì poco cambierà, continuerà infatti a splendere il sole con maggiore variabilità nel pomeriggio sui settori interni, ventilazione ancora debole o a regime di brezza lungo le coste con mari calmi, temperature senza variazioni con clima caldo ed estivo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci di nuovo in studio, come detto con noi c'è il sindaco di Linguaglossa, buongiorno. Buongiorno. Luca Stagnita. Allora, sindaco, l'occasione stamattina è per capire che stagione estiva ci attende a Linguaglossa, perché state preparando delle cose molto interessanti. Sì, la stagione estiva offre dei servizi standard che sono legati per lo più all'escursionismo sia nelle zone sommitali dell'Etna che sta registrando negli ultimi anni un grande incremento, sia media altitudine con possibilità di percorsi trekking di grande valore paesaggistico ed in particolar modo un itinerario che abbiamo completato l'anno scorso, che è quello della trainara, che addirittura consente di partire direttamente da Linguaglossa e di arrivare nello scenario suggestivo del Pineta Ragabo. Accanto a quella che è l'attività escursionistica, proprio per consentire a chi soggiorna a Linguaglossa, ma agli stessi cittadini di Linguaglossa, di trascorrere un'estate che sia caratterizzata da eventi culturali, ricreativi e spettacoli, stiamo predisponendo, ultimando il cartellone estivo che comprenderà Ci sono diverse manifestazioni. Io le volevo dire, leggo e sono molto incuriosito, dalla Super Maratona dell'Etna. La Super Maratona dell'Etna è una manifestazione sportiva che credo abbia pochi precedenti nel mondo, costituisce un unicum se consideriamo che nell'arco, in un tragitto di 43 km, che è quello della maratona, passiamo da 0 metri a 3000 metri. E quindi si parte dal mare, da Marina di Cottone, si attraversa Fiume Freddo, Piedimonte e Tinneo, Linguaglossa, per arrivare al territorio del comune di Castiglione e di nuovo a Linguaglossa a 3000 metri di altitudine, precisamente 2810 metri di altitudine. Quest'anno ha contato la partecipazione di 729 atleti che provengono da decine di paesi nel mondo, perché c'è da dire che, a parte il dislivello che caratterizza questa manifestazione, anche l'eterogeneità del paesaggio che è tipica dell'area etnea, in particolar modo del versante nord dell'Etna. Ma non è soltanto Etna, l'estate, diciamo, di Linguaglossa, la prossima estate, non c'è soltanto un turismo che è legato al vulcano, che è certamente importante perché il vulcano è patrimonio veramente dell'umanità. Ci sono tante altre attività. Ci sono tante manifestazioni, a partire dalla Pilli. La Pilli è una manifestazione che, anche se non rompe il connubio con l'Etna ma lo rafforza, è una manifestazione che punta prevalentemente alla promozione di quello che oggi è il prodotto di eccellenza del nostro territorio, che è appunto l'Etna Doc. E quindi il 9 agosto vi invitiamo
chiama Lingua Glossa Piano Provenzana, dove in collaborazione con l'associazione Ascuta si realizzerà una manifestazione che ha appunto come focus quello dei vini dell'Etna DOC, che prevede la partecipazione di tantissime cantine, tantissime etichette. Si parla anche di enogastronomia, ne abbiamo accennato in parte, perché c'è la Piazza del Gusto. Sì, Piazza del Gusto invece è una manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale, dalla giunta e anche dal consiglio comunale, che si è fatto sempre promotore per questo tipo di iniziative, che si svolge l'ultima settimana di ottobre, in particolar modo l'ultimo weekend d'ottobre. Quest'anno stiamo valutando la possibilità di estenderla su 2 weekend. In questo caso mettiamo in relazione le bellezze architettoniche di Lingua Glossa, gli angoli più suggestivi di Lingua Glossa, che appunto sono le piazzette, con quelli che sono i prodotti enogastronomici, non solo vino, ma anche nocciola, olio e salsiccia al ceppo, che è uno degli elementi che rende rinomata Lingua Glossa. Sindaco, sono tutte iniziative, diciamo, che tendono alla promozione del territorio, alla promozione di quelli che sono poi i prodotti della terra di Sicilia, di Lingua Glossa nel caso specifico. Però il tema della sicurezza sulla strada, in particolare la Mare Neve, è centrale e importante, perché con tantissime persone che immaginiamo vanno a visitare l'Etna e attraversano anche Lingua Glossa, c'è da attenzionare questo problema. Sì, è un problema che purtroppo esiste da circa 30 anni e si è accentuato soprattutto nell'ultimo decennio. Il sabato e la domenica tantissimi motociclisti percorrono l'SR Mare Neve. Tanti la percorrono da gitanti, da visitatori, alcuni scambiano la SR Mare Neve per un circuito. Quindi benvenuti a tutti quei motociclisti che vogliono trascorrere un momento sull'Etna. Chiaramente tolleranza zero per chi mette a repentaglio la propria e l'altrui incolumità. Per questo ho chiesto un tavolo tecnico alla Sua Eccellenza il Prefetto, che devo dire con solerzia, tempestività l'ha convocato. Da qui si è passati ad un piano operativo che è stato coordinato dalla Questura di Catania e che da quasi un mese vede attive tutte le forze dell'ordine, quindi l'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, i vigili, la polizia municipale e naturalmente la polizia stradale, che dovrebbe esserci anche la polizia provinciale, in una task force che serve a disincentivare questo tipo di atteggiamenti che sono contrari al codice della strada, ma soprattutto costituiscono degli atti di inciviltà che non possiamo tollerare, specie in un'area che è turistica. Chiudo con uno dei temi che stanno a lei caro, immagino, che è quello della manutenzione delle strade comunali, ma anche del centro storico, perché diciamo, bisogna far sì che quello che si ha, il patrimonio che si ha, non venga disperso. Sì, spesso abbiamo la tendenza a costruire, ad edificare, a realizzare delle strutture in più. Riteniamo noi, ed è questo un punto che sta a cuore, credo sia alla nostra amministrazione ma anche a quelle precedenti, così come al consesso civico, che sia di prioritaria importanza valorizzare il patrimonio. Abbiamo nel corso di questi anni ripreso 5, 6, 7 immobili, credo comunali, che erano in uno stato di abbandono, li abbiamo resi fruttiferi, concedendoli dandoli in concessione e avendo anche un ritorno dal punto di vista economico, sia
dal punto di vista dei servizi che vengono offerti al territorio. E poi con i lavori pubblici stiamo ripristinando diverse piazze, alcune già le abbiamo ripristinate come Piazza Santo Calì, Largo San Francesco, i chioschetti che ci sono a Piazza della Pretura e altre vie sono in procinto di essere oggetto di manutenzione straordinaria. Allora, quello che possiamo dire questa mattina è che sarà una bella estate a Linguaglossa. La raccomandazione di fare attenzione quando si viaggia sulla strada, soprattutto sulla Mare Neve, fate attenzione perché non è un circuito automobilistico come ha detto il sindaco, né motociclistico. Esattamente, ma bisogna fare attenzione e godersi una bella giornata spensierata o più giornate spensierate per quest'estate con tanti appuntamenti che il Comune di Linguaglossa ha preparato. Grazie per essere stato con noi stamattina Luca Stagnita, che è il sindaco di Linguaglossa. Grazie. Una buona giornata a grazie. lei sindaco, le chiedo di restare lì un attimo, adesso c'è la pubblicità, ma vedo già collegato il nostro Marco Gulla a Palermo, fra pochissimo saremo di nuovo insieme. Eccoci di nuovo in studio, buongiorno Sicilia, come anticipato ora è il momento di collegarci con Palermo dove c'è Marco Gulla. Buongiorno a te Marco, con te c'è un ospite che è un ritorno, Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione di Palermo. Il tema in qualche modo, dico che è sempre lo stesso, però diciamo che in questi mesi ce ne siamo occupati parecchie volte, continuiamo a occuparci anche nei telegiornali, e quelle delle risse, nella violenza nella zona della Movida. Registriamo che nelle ultime ore c'è stata un'altra aggressione, è successo proprio in una delle zone rosse della Movida. E quello che dico io, non bastano allora i controlli che sono stati in qualche modo istituiti, che sono stati predisposti per queste aree. Sì, intanto facciamo passare, c'è un'auto, siamo proprio nel cuore del centro storico qui, Angelo, questo vicoletto bellissimo che tra l'altro insomma di giorno lo potete ammirare, poi però dalle 19 in poi, caro Antonio Nicolao, qui insomma c'è una sorta di metamorfosi strutturale ma soprattutto anche sociale, perché tanti residenti lamentano che qui proprio siamo a pochi metri da via Roma, dalle 18-19 in poi non si può nemmeno scendere per passeggiare il cane perché si rischia insomma di trovare delle baby gang, di trovare insomma persone diciamo poco fidate che magari insomma vogliono fare altro. Sì, magari per ora che insomma fa buio un po' più tardi, dopo le 20 arriviamo fino alle 20. Tuttavia dico il problema che diceva poco fa lei non è sempre lo stesso, è ancora peggio perché l'asticella della paura, l'asticella dei rischi si è alzata. Abbiamo iniziato 3 anni fa col primo diciamo sit-in dove chiedevamo più sicurezza e legalità, quando allora si parlava di spaccate di vetrine, si parlava di furti, furtarelli. Poi sono aumentate tantissime le risse, sono aumentati tantissimi gli omicidi perché ci sono molti che girano appunto armati, e adesso si è ancora una volta aumentata l'asticella con queste minacce estorsive con incendi. Quindi io credo che Palermo sia una città che ha aumentato tantissimo la necessità di prevenzione. È chiaro che il questore il questore di Palermo fa di tutto per poter coprire tutti i quartieri, ma la coperta quella è. Se metti il presidio in centro storico ne avranno di bisogno in via Lumia piuttosto che allo Zenno, piuttosto che a Serracavallo. Quindi è chiaro che quello che ha detto il ministro Piantedosi qualche settimana fa non è sufficiente. 60 telecamere per garantire sicurezza in più a Palermo sono irrisorie, fermo restando che non c'è commerciante, oramai quasi tutti hanno le proprie telecamere, quindi qualunque cosa succeda può essere poi anche oggetto di investigazione da parte delle forze dell'ordine. Antonio, ti voglio chiedere una cosa, è vero che ci hanno detto alcuni residenti che in questa zona qui, in questo fazzoletto della città che insomma ricordiamo per chi si è messo in ascolto soltanto adesso, riguarda via Roma, via Machieta, insomma il centro cuore pulsante del centro storico, ci sono stati anche degli atti
di violenza nei confronti dei turisti. Sono stati derubati ma anche malmenati. Assolutamente sì. Quando un soggetto che fa uso di stupefacenti ha bisogno di una dose di crack in centro storico, in questa zona soprattutto, e non guarda nessuno in faccia, è chiaro che se c'è un turista che ha un cellulare appetibile e prova a rubarglielo per andarsi a comprare una dose di crack, purtroppo è così. E tra l'altro i turisti stanno passando proprio alle nostre spalle, Angelo. Sì, Abbiamo questa situazione e la soluzione. No, desideravo tornare sulle parole di Nicolao, perché ha citato il ministro degli interni che è stato ospite in città, in prefettura. Ha parlato anche di un aumento di uomini, un aumento di 90 unità. 60 telecamere non bastano, 90 uomini possono bastare, questa è la mia riflessione. Ma io credo proprio di no, perché 90 unità in più sicuramente vanno a rimpinguare cosa? Chi va in pensione probabilmente, ma noi a Palermo abbiamo una situazione di quasi 1 milione di abitanti, soprattutto da maggio a ottobre. Ma cosa sono 90 uomini? Abbiamo bisogno di uomini che diciamo in qualche modo riescano a creare prevenzione e soprattutto diano sicurezza ai cittadini, perché quello che manca è la sicurezza. E allora qual è la richiesta che viene fatta? Cioè, serve veramente l'esercito per le strade della città? Guardi, non è un problema di colore di divisa, intanto servono i vigili urbani, perché una strada si può anche in qualche modo gestire dal punto di vista di quello che sono le doppie file, di quello che sono i motorini elettrici che sfrecciano da un punto all'altro in due senza casco. Ci sono tante motivazioni per cui si possa, diciamo, tornare alla prevenzione. Non è una questione di esercito. Lo Stato italiano è basato fondamentalmente sulle forze dell'ordine. Le città le devono coprire le forze dell'ordine insieme alla polizia municipale piuttosto che l'esercito che si è sempre occupato fondamentalmente di difesa dal punto di vista, diciamo, di nazione. Antonio, voi avete, Angelo, se abbiamo un altro minuto, sì, volevo fare una domanda appunto ad Antonio Nicolao. Voi nei giorni scorsi avete un po' lamentato il fatto che il ministro non vi abbia ricevuto come associazioni, come te, come altre associazioni che in questo momento sono sul campo. Forse, a mio avviso, ha anche sbagliato, perché il primo incontro che doveva fare lo doveva fare con chi sta sul territorio, con chi ascolta i residenti, con chi registra, tra virgolette, le lamentele dei residenti. Forse doveva cambiare un po' la sua, diciamo, scaletta quotidiana, quella appunto di quando è venuto a Palermo, e incontrare prima voi. Ma voi che siete la stampa siete molto attenti e come potrete sicuramente vedere da quello che è successo negli ultimi 3 anni, il ministro Piantedosi, nel momento in cui a Palermo c'è una notizia di reato importante, come può essere stato lo stupro, come possono essere stati gli omicidi, in questo caso come sono state le richieste di denaro, eccetera, lui arriva, quindi viene 1 o 2 volte l'anno, ma di fatto viene a dire sempre le stesse cose. Aumenteremo le forze dell'ordine, metteremo le telecamere. Adesso anzi ha detto che metterà 5 milioni per i vigili urbani. Non solo non siamo stati ricevuti noi come prima circoscrizione, quindi la circoscrizione più vicina al centro storico, ma non sono stati ricevuti CGIL, CISL, UIL e varie associazioni che hanno sempre cercato di contribuire nel ricordare al prefetto l'esigenza di più sicurezza a Palermo. Questo è il vero errore. Bisogna sentire le persone che vivono e hanno paura nella città di cui stiamo parlando. Grazie Marco. Dobbiamo purtroppo fermarci perché il tema è di grandissima attualità, anche perché non è semplicemente legato alla movida violenta, come ha sottolineato prima Nicolao. Sono intimidazioni, ci sono anche altri diciamo, atti criminali che vengono diciamo, compiuti in città, e non bastano sicuramente 90 uomini e 60 telecamere per risolvere il problema. La questione va affrontata in maniera più diciamo strutturale, se mi posso permettere. Grazie per essere stati con noi questa mattina da Palermo. Grazie buon lavoro a a Marco, buona giornata a Nicolao. Adesso invece voltiamo pagina, è il momento di consultare le stelle e ci fermiamo per la sigla dell'oroscopo e poi ci collegheremo con Marco Amato.
La stagione estiva è anche la stagione della musica per eccellenza, a parte qualche altra parentesi durante l'anno, però le hit estive, i tormentoni estivi sono, diciamo, quelli che ci portiamo dietro per tantissimi mesi. Buongiorno a Marco Amato, stamattina parliamo di una hit parade, in modo particolare dico io, no? Una canzone, un grande successo di Alessandro Amoroso con Gianni Morandi. Ebbene sì, Angelo, buongiorno e buon inizio estate. In questa prima settimana di sole e di luce e di bellezza estiva, dopo il solstizio e dopo l'ingresso del sole in Cancro, prepariamoci al tormentone estivo, fatto e confezionato proprio con questo intento. Sono Alessandro Amoroso e appunto Gianni Morandi, un connubio notevolissimo. Tra l'altro lei Leone e lui Sagittario, quindi segni di fuoco, e chi più di loro ama l'estate, anche se l'intervento è un altro segno estivo molto intelligente che ama molto far da paroliere e dare significato eco alla canzone, alle parole, che è Giovanotti, è scritta da Giovanotti. Hit Parade è proprio la hit di quest'estate. Peraltro il connubio tra la signora Amoroso e Gianni Morandi inizia proprio in tempi non sospetti, proprio quando lei ebbe la vittoria ad Amici. I segni di fuoco per loro natura sono caratterizzati da un'esigenza di esprimere al meglio la loro vitalità. E cosa meglio dell'estate rappresentata dal leone può rappresentarla? Che il parade sia, e quindi allietiamoci con questo nuovo tormentone. Vi racconto delle stelle di oggi. Oggi c'è una elegantissima luna in Bilancia, una bella Venere in Leone, ma è Giove quello su cui sono puntati tutti gli occhi. Giove che brilla nel cielo, è visibilissimo in queste sere e peraltro sta per passare il Leone, quindi sarà una super estate per i segni di fuoco. E quindi dico all'Ariete che già da questa settimana i prodromi di quello che può essere una meravigliosa estate si cominciano a intravedere. Giove ambizioso, ma è un Giove che vuole fare famiglia per l'Ariete, quindi questa sarà un'estate, dopo un anno che vi siete dedicati alla carriera, volta a costruire qualcosa di effettivamente molto valido. Toro, per voi invece è un'estate all'insegna di Marte che è ancora nei vostri gradi, che caratterizza forza, energia e passione, un Toro che si sveglia, un Toro che non ha più limitazioni, quindi già da questo lunedì andate e godete. Gemelli, per voi oggi è una giornata che segna una settimana con il sole che oramai non è più nei vostri gradi, è in Cancro, che vi chiede quindi di essere più oggettivi, concreti, pratici e materiali. Urano nel vostro segno agita un po' le idee. Cancro, è iniziata la vostra stagione, con voi inizia l'estate e ora saranno bellissime le osservazioni del cielo, un cielo fatto di pensieri, di amori, di sensazioni. Mercurio e Giove sono ancora nei vostri gradi, Giove vi abbandona al giorno 30. Leone, per voi è una splendida estate, la più bella dopo 12 anni del resto, perché Giove vi rende il segno dell'anno e quest'estate vi incorona il re dello zodiaco, e con la bella Venere già da questo lunedì siete seduttivi al massimo. Vergine, una Vergine che ancora non ottiene questo lunedì tutte le risposte che voleva, ma che inizia benissimo la settimana positiva e con un allegro andante che l'aiuta a essere un po' apotropaica. Bilancia, la luna oggi nel vostro segno zodiacale inaugura una settimana veramente spettacolare all'insegna del gusto, dell'eleganza e della ripresa della cura di voi stessi. Scorpione, intuito per voi in questa lunedì che qualche suggerimento vi verrà sussurrato. Sagittario, per voi è splendido un cielo forte con Giove e Venere, quindi che volere di più. Giove è il vostro pianeta, tra poco si riconnette a voi. Capricorno, un po' rinunciatari, volete stare lontani dal caos. Questo lunedì però metterete tutto a disposizione per lasciare un lavoro assolutamente efficiente. Organizzazione. Acquario, per voi oggi è festa e fantasia, con una luna amica e con tanti pianeti che vi stimola a creare e a fare di meglio. Oggi la vostra immagine ha sicuramente qualcosa di più originale. Pesci, una settimana che inizia con una certa nostalgia, proprio perché siete alla fine di un percorso, ma un percorso fatto bene. Ora pensate ad altro, perché l'estate è romantica e per una volta tanto rilassante. E detto questo vi auguro una splendida giornata. Buona estate Sicilia, buongiorno Angelo, ci rivediamo domani. Grazie Marco, ci rivediamo domani allora con i tuoi suggerimenti, con i tuoi consigli che arrivano dalle stelle. E adesso siamo da un Marco all'altro con Marco Carli, vediamo un po' di capire qualcosa di
che è dalla Gazzetta di calcio. La Gazzetta.it, per chiudere questa parte dedicata anche allo sport, come facciamo spesso e volentieri, con le ultime del mondiale, perché ci sono delle partite, come sapete, che si giocano nella notte, nella nostra notte, all'alba anche, esattamente, diciamo. o all'alba, con la Nuova Zelanda che ha perso con l'Egitto 3-1, è la prima vittoria mondiale per l'Egitto con Salah protagonista, e soprattutto la vera favola di questo mondiale è Capoverde, che dopo aver pareggiato con la Spagna pareggia anche con l'Uruguay, addirittura va in vantaggio, 2 gol all'Uruguay, altro pareggio, il sogno mondiale che continua, per cui questa formazione dell'arcipelago che sta andando veramente fortissimo in questo mondiale. Ti faccio vedere, Angelo, per concludere, le prime pagine proprio sportive di alcuni quotidiani dello sport che parlano di mercato. Il Corriere, innanzitutto ricordiamoci che oggi è la gran giornata delle elezioni in Federcalcio, si dovrebbe ripartire da Malagò, che il suo avversario è Abete. L'assalto a Paz per quanto riguarda il mercato, mossa anti-Inter, la regia di Fabregas con il Como che vola appunto da Perez, stiamo parlando del Real Madrid, certo, per convincere Paz a restare, per convincere Real Madrid a far restare Paz al Como, ecco, questo è il tema. E poi invece sulla Gazzetta dello Sport ancora il Milan con le tante situazioni legate alla dirigenza, e poi le parole di De Laurentiis: sarà un grande Napoli per il futuro, il calcio al voto, poi Malagò è favorito su Abete, chi vince deve svoltare, la domanda è se ci riuscirà. Grazie. Angelo, a te. Grazie a Marco Carli per il suo contributo con la rassegna stampa questa mattina. Buongiorno Sicilia, grazie in regia a Roberto Stramondo, a Graziano Picone, ad Alessandro Pantana, a Giuseppe Messina, grazie anche in redazione a Adelaide Barbagallo, grazie come sempre per i testi, per i contenuti a Edoardo Sergi e anche a Carla Previtera. Noi torniamo domani mattina puntuali alle 8, una buona giornata.